Eccoci cari telespettatori, siamo con Massimo Cestaro, segretario dello SPCGL regionale e parliamo di truffe. Attenzione, grande attenzione, ma che cosa soprattutto? A tutte le cose che riceviamo sui nostri telefonini intanto, nel senso che ci sono dei professionisti, autentici professionisti della truffa, che inviano nei nostri telefonini tutta una serie di comunicazioni. Per esempio, il bonifico di 3.523 euro che hai fatto è andato a buon fine, ma se non sei stato tu chiama questo numero. Quando chiami quel numero sei morto, nel senso che attraverso quel numero, diciamo con la chiamata che tu fai, sono in grado di recuperare tutti i dati che tu hai presente nel telefono. Poi magari ti chiedono anche di dare le tue informazioni, quindi il numero della carta di credito, dice perché dobbiamo fare delle verifiche, quindi dammi il numero della tua carta di credito e tu gli dai il numero della carta di credito e lì sei proprio morto, stramorto, ecco, nel senso... Quindi mai lasciare i propri dati personali. Mai lasciare i tuoi dati personali, niente. I dati della carta di credito, che non sia la tua banca, che non tu sia sicuro che sia la tua banca e va tenuto presente che le banche, salvo casi rarissimi, diciamo, fatte a persone, non chiedono mai i dati della tua carta di credito o il tuo PIN, non te lo chiedono mai. Ecco. Quindi questa è una cosa importantissima. Poi c'è il falso tecnico che si potrebbe presentare a casa. Poi c'è il falso tecnico, poi c'è il falso carabiniere che ti dice che tuo nipote ha avuto un incidente, che bisogna pagare immediatamente una ditta per spostare la macchina che ha avuto l'incidentata, che blocca il traffico, che costa e quindi immediatamente, se più passa il tempo guarda che più costa e quindi fallo subito. Tutte queste cose qua che spaventano però comunque le persone, che sono iniziative fatte su larghissima scala, sono diciamo migliaia di persone che ricevono comunicazioni di questo genere e su migliaia di persone una percentuale che ci casca la trovano sempre. Va tenuto conto che stiamo parlando di professionisti, quindi uno non deve sentirsi in colpa se subisce una truffa, perché siamo in presenza di gente brava, capace, professionisti che utilizzano anche l'intelligenza artificiale per fare questi affari loschi. E lo stesso per le false offerte di investimento. False offerte di investimento, ma insomma c'è di tutto e di più. Bisogna starci attenti, fidarsi del rapporto che uno ha con la propria banca e quando c'è qualche dubbio fermare tutto immediatamente, perché sicuramente siamo in presenza di una truffa se una cosa non è chiara. E non vergognarsi di denunciarlo, di dirlo per farsi aiutare. E non vergognarsi di dirlo perché, ripeto, siamo in presenza di professionisti. Massimo Cestaro, grazie anche di questi suggerimenti, di questi aiuti, e voi fatevi aiutare e supportare, c'è lo SPCGL che può darvi una mano in tutte le sedi territoriali. Buon proseguimento e a presto.